28 anni che Curiosi del Territorio in qualche modo contribuisce ad offrire spunti, riflessioni, modalità per quanto riguarda il turismo di questa nostra regione e di questo nostro territorio pordenonese in particolare. Avere questo confronto con donne e uomini che arrivano un po' da tutta Europa, che hanno già esperienze lavorative, formative e una visione molto ampia di quello che succede nel nostro continente, possa essere anche un modo, se avremo un po' l'umiltà e la capacità anche di leggere tra le righe quello che loro ci trasmettono, di avere dei segnali importantissimi rispetto a quelli che sono le esigenze della gente che dall'Europa vuole venire in questa regione. Che lavori hai fatto nella tua vita? Ho iniziato a lavorare da piccolo, quando avevo 14 anni. Ho lavorato in un pollaio, ho lavorato in una gelateria, facevo le pulizie in bazar, dei mercatini turistici, ho lavorato come cameriere e poi durante il mio studio ho lavorato come tour leader, accompagnatore turistico per 3 anni, prima della rivoluzione egiziana, e poi ho fatto l'agente di assistenza tecnica in Skype, in IBM, e poi ho cambiato account, sono andato a Mobily. Ho fatto babysitter anche qui in Italia, che avevamo un conoscente che aveva il marito italiano, e poi ho fatto animatrice, lavoravo con i bambini per diverse manifestazioni, poi ho fatto anche traduttrice. E facevo l'interprete e sto ancora facendo per italiani che vengono a fare la caccia in Ungheria. Poi ho lavorato in diverse aziende come lavoro ufficio, tipo registrare cose, mettere su computer. Lavoravo come traduttrice dall'inglese tedesco a croato e poi facevo lavoro come architetto anche, perché mi sono laureata in architettura e volevo vedere se mi piace veramente. Direi che sono più teorica. Avevo solo 2 pratiche lavorative, come una guida turistica per la città, per San Pietroburgo, e ho fatto una visita per Hermitage. Io ho fatto il cameriere, ho fatto il cameraman, anche montaggista, comunque ho lavorato in televisione, ho insegnato spagnolo in Italia e italiano in Spagna, e poi ho lavorato anche in qualche agenzia di pubblicità facendo degli spot, anche un po' di grafica, più o meno questo, sì. Facevo consulente nell'azienda che sviluppava i progetti tipo startup, poi facevo assistente post vendita, lavoravo per un italiano dalle Marche che vendeva le pelli per il settore calzaturificio polacco. Adesso invece faccio manager presso IBM, l'azienda multinazionale dove gestisco i servizi informatici. Ho fatto praticamente diversi lavori perché ho iniziato a lavorare facendo già il primo anno dell'università e ho iniziato a fare l'accompagnatrice per bambini di Chernobyl che venivano ospitate nelle famiglie italiane. Poi ho lavorato come commessa in una profumeria, poi qua in Italia ho fatto la cameriera e poi dal terzo anno dell'università ho iniziato a fare l'interprete traduttrice freelancer, che continuo anche adesso. Poi ho fatto la rappresentante dei mobilifici italiani, che è stato un lavoro molto interessante, e adesso sto lavorando per una società italo-ucraina che si occupa dell'import-export. Ho lavorato già come interprete durante la Fiera della Moda a Poznań, durante gli incontri delle città gemellate nella mia provincia. Ho lavorato anche in un'agenzia di traduzioni, tante altre cose legate al volontariato, all'attività giornalistica anche. Io ho
fatto canottaggio, ho allenato un gruppo di bambini, adesso lavoro in un'agenzia che si occupa dei visti e pratiche consolari e sì, ho fatto uno stage all'ufficio stampa di un ministero della mia città, diciamo che è sul livello di Bundesländer, sì. E anche dopo la maturità ho lavorato in un albergo piccolo, sì. Ho fatto varie cose nella mia vita, partendo da giornalismo, quindi ho lavorato sia in televisione come conduttrice, come giornalista, come traduttrice, poi con l'Italia per adozioni internazionali, come capo di rappresentanza di un'azienda italiana di Milano e adesso attualmente lavoro come project manager in un'azienda pubblicitaria, diciamo, che si occupa di creazione di promo film e pubblicità televisiva. Resto in Portogallo perché amo la mia lingua. Resto qui perché la gente sa come riposarsi. Vado via perché vorrei vivere in un posto dove c'è più sole. Vado via perché il clima di San Pietroburgo mi fa male. Io vado via perché non c'è lavoro. Io resto perché c'è il lavoro e c'è più possibilità e scelte lavorative per me a casa. Io resto qui perché mio fratello dice che quelle che vanno all'estero sono quelle che non servono più nella Russia. Io vado via perché a me sembra che sia molto bella l'Australia, anche si guadagna bene. Resto qui perché io sono il futuro del mio paese. Resto qui perché i rapporti tra i vicini qui sono molto sinceri. Sinceri. Resto qui perché per il 90% io so che cosa sarà domani. Vado via perché voglio trovare il posto dove non c'è tanta neve. Resto qui perché sono realista e so che in tanti paesi ci sono i problemi, non solo in Polonia. Vado via perché i tedeschi non hanno senso dell'umorismo. Resto qui perché con 5 euro si può mangiare e bere alla grande. Io resto qui perché ho una casa mia e non devo pagare l'affitto. Resto perché amo la possibilità del cambiamento che ci può essere. Vado via per sentirmi straniero. Vado via perché c'è troppa fretta e i futuri datori di lavoro aspettano troppe cose di te. Resto qui perché mi piace il suono del campanile a mezzogiorno. Quali sono i prodotti dell'enogastronomia friulana che potrebbero contribuire a un rilancio turistico della regione? Il Friuli Venezia Giulia è una regione molto varia, quindi come è varia nel suo aspetto geografico e culturale, varia anche nell'aspetto enogastronomico. Quindi dire in poche parole quanti sono è difficile, però diciamo il prosciutto di San Daniele, il formaggio montasio, i salumi e i formaggi del nostro territorio sono quelli che possono essere utilizzati per un grande richiamo turistico, senza nulla togliere quelli che sono per esempio i prodotti di nicchia, quelle piccole chicche che esistono solo in Friuli Venezia Giulia, il format di Frant, la pittina, l'aglio di Resier, a Dig di Mont, che sono prodotti talmente di produzione limitata che è possibile assaggiarli solo venendo in Friuli Venezia Giulia. I curiosi del territorio sicuramente potrebbero motivare i loro amici a venire in Friuli Venezia Giulia ad assaggiare queste prelibatezze e a visitare certi territori, perché magari semplicemente portando una bottiglia di vino di cui hanno sentito una storia, di cui hanno conosciuto il produttore, potrebbero trasmettere al loro amico in Germania o in uno dei loro paesi la voglia di conoscere quel territorio da dove proviene, non solo in termini enogastronomici ma anche in termini turistici e culturali. I curiosi del territorio cosa potrebbero fare nei loro paesi per promuovere la provincia di Pordenone?
Io spero che i curiosi del territorio riescano a conoscere la nostra provincia per poter poi andare a diffonderla sul loro territorio. Credo che dipenda molto da noi il fatto che loro possano andare a fare il passaparola e sia soprattutto un passaparola positivo, perché esiste il passaparola positivo e il passaparola negativo. Il nostro territorio è difficile che abbia motivazione di venuta turistica, ma quando uno viene sul nostro territorio si innamora. Ci può spiegare come coniugate voi di Shoreline conservazione ambientale e promozione turistica? La conservazione dell'ambiente ha come binomio, uno dei vari, sia la ricerca ma anche quello della fruizione. In questo caso, per quanto riguarda la fruizione, i centri visite per i visitatori all'interno di aree naturali protette sono uno dei capisaldi, il primo luogo dove il visitatore arriva, si informa e poi va in natura. Però lo schema ultimo, grazie alle tecnologie smartphone, iPad, iPhone e via dicendo, è quello di invitare l'utente singolo a dare informazioni sulla tutela ambientale, quindi a segnalare punti notevoli per un'immersione, l'avvistamento di un animale, una specie protetta, ad esempio mammiferi marini o rettili marini, nel nostro caso, oppure a informare di un itinerario che ha fatto o si è creato da sé. Tutto questo si compone in una matrice di informazioni che qualsiasi altro utente attraverso lo stesso strumento può usufruire. Chiaramente questo tipo di servizio che noi l'abbiamo implementato per le aree marine protette può essere implementato per vari luoghi simili. Il vantaggio qual è? È estremamente diffuso, è gratuito all'inizio, però crea attrattività per i turisti che vogliono usufruire della stessa area e quindi ne hanno già una parte informazione e gli viene la voglia, diciamo così. La realtà virtuale chiaramente non può essere vista come una cosa fine a se stessa, ma può essere un mezzo propedeutico molto utile per preparare il turista a una visita più consapevole, soprattutto quando deve andare a vedere delle cose che non ci sono più, ad esempio dei resti di un teatro romano di cui si vedono solamente delle rovine. Avendolo visto prima in realtà virtuale, ricostruito come era all'epoca, poi rivedendolo nella realtà, quindi si arricchisce l'immaginazione e la fantasia del visitatore, del turista, il quale ha un'informazione quindi più oggettiva, più completa. Parliamo di scansione e stampa 3D. Quali applicazioni possono esserci in campo turistico che utilizzano appunto le vostre ricerche? Le utilizzazioni possono essere le più disparate, le applicazioni sono tutte da immaginare. Noi abbiamo avuto la fortuna di sperimentarne alcune sulla base di collaborazioni molto strette avute con i musei civici di Trieste. Nel corso di queste collaborazioni un dialogo molto stretto ci ha permesso di sperimentare ad esempio l'utilizzo della stampa 3D dopo la scansione per creare delle repliche fisiche per non vedenti. Oppure attualmente sarebbe possibile creare delle piccole repliche dei gadget da vendere all'interno del bookshop. Altri percorsi sono stati la creazione di una piccola installazione per
poter manipolare il modello 3D all'interno del museo e quindi anziché toccare il reperto, che non è possibile, virtualmente a fianco al reperto reale posso vedere il modello virtuale da tutte le angolazioni. Che cos'è lo SMO? Beh, lo SMO è un museo multimediale interattivo che non è più un museo di collezione come tutti i musei che conosciamo, ma è appunto un museo di narrazione. Si raccolgono testimonianze in video e in audio di un territorio vasto che corre lungo tutta la fascia, diciamo, di confine fra l'Italia e la Slovenia, e quindi va dal Mangart fino al Golfo di Trieste, compresa Trieste, la parte istriana, e racconta all'interno di una cultura comune, diciamo slovena, che è di questi luoghi, in qualche modo racconta i paesaggi. Perché non fanno anche con questi copricanti, no? Io penso una casa di una bella adolescente. Latofresh è un partner per il settore meccanico di grossi gruppi industriali, dalla meccanica di precisione, lavoriamo nel settore automotive, nel settore elettromeccanico e nel territorio lavoriamo per il settore meccanotessile. Quando ho visto questa azienda mi è molto piaciuta perché questa azienda è un tipo come una famiglia, c'è una bella atmosfera. Cosa stai facendo durante questo stage? Praticamente sto facendo un'analisi del mercato polacco che riguarda il settore in cui opera la Latofresh. Cioè, lo scopo dell'analisi è trovare i possibili clienti, nonché i fornitori delle materie prime con cui vorrà collaborare la Latofresh. Avete una ricetta particolare contro questa crisi economica? Abbiamo lavorato molto per la formazione delle persone, per la formazione continua dei giovani. Il senso di famiglia che si respira nella vostra azienda fa parte di questa strategia? Ma sì, diciamo che cerchiamo di mantenere tutti i nostri collaboratori una certa confidenza, una certa familiarità, coinvolgiamo annualmente nel Family Day tutta la famiglia dei nostri collaboratori. Divo SRL si occupa essenzialmente di commercio elettronico, di elettronica, informatica e grandi elettrodomestici attraverso il sito di e-commerce divo.it. Il sito nei periodi normali, quindi significa da marzo a giugno, fa dalle 6.000 alle 8.000 visite giornaliere, con dei picchi che superano le 10.000 visite giornaliere sotto Natale. Cosa hai fatto durante questo stage? Ho fatto una piccola ricerca che in Ungheria come sono questi negozi online. Simili quindi a Divo? Simili a Divo, e ce ne sono, e sono anche quelli grandi. Ci sono molti problemi che le persone hanno nel nostro paese. Non è possibile comprare qualcosa su eBay. Moro produce macchine per l'ecologia principalmente, comunque fa anche compravendita di usati, quindi diciamo principalmente vendita di attrezzature per l'ecologia.
L'azienda è molto accogliente, ci hanno fatto la presentazione, ci hanno sorpreso anche perché hanno fatto presentazione di slide dove hanno scritto benvenuti curiosi del territorio, che era bellissimo, erano tutte le bandiere, sia quella dell'Egitto, quella dell'Ucraina, anche italiana, quindi siamo stati molto contenti di questa accoglienza. Poi ci hanno spiegato la storia, come è nata la fabbrica, ci hanno fatto il giro, abbiamo visto tutta la produzione. Invece oggi stiamo lavorando in ufficio di amministrazione. Abbiamo fatto una fattura, 2 fatture. E la burocrazia che vedi, che hai visto oggi, è diversa da quella che c'è in Egitto? Totalmente diversa. La burocrazia egiziana non ha a che vedere con nessun'altra burocrazia. È più difficile? È più difficile, sì. Diciamo che io con questi ragazzi mi sono trovata molto bene perché sono molto attenti, a differenza di qualche stagista italiano in realtà che non è proprio così attento. Ho trovato molta diversità, più interesse e questa cosa la si percepisce a pelle. Allora, Lean Manufacturing è una filosofia produttiva nata nella Toyota degli anni 80, degli anni 90, che ha come obiettivo rendere il flusso produttivo più efficiente, principalmente individuando e eliminando gli sprechi. Noi quindi abbiamo una serie di componenti che permettono di produrre in modo più ergonomico, più veloce, più chiaro. La filosofia è appunto quella di rendere il processo più snello possibile. Dai lavoratori dell'azienda Tecnogroup impariamo tanto del linguaggio settoriale, conosciamo i metodi di produzione che erano sconosciuti prima da noi. Siamo state tutte e due molto impressionate perché i prodotti che loro fanno sono meravigliosi perché sono come giocattoli da bambini. E poi mi è piaciuto molto che tutta la loro famiglia, loro tutte lavorano insieme. Cosa ne pensate di questo stage Curiosi del Territorio? Credo fortemente, così tutto il CDA, che portare nuove idee, nuove energie all'interno dell'azienda, anche perché no con un contratto stage o con uno stage o con un'esperienza limitata, sia qualcosa di importante. Naturalmente l'azienda deve investire delle risorse per accompagnare, diciamo, gli stagisti o comunque chi viene a visitare l'azienda. Io però sono fortemente convinta che tanto quanto almeno venga restituito in termini di conoscenza, crescita del territorio, di nuove idee, appunto nuove esperienze. Di cosa parlerà oggi alle Curiose del Territorio? Allora, alle Curiose del Territorio parlerò dell'associazione Strada del Vino e Sapori Pordenonesi. Lo scopo dell'associazione è quello di creare un flusso di turismo che consenta di promuovere le aziende e il territorio attraverso la conoscenza dell'enoturismo, quindi cantine, sapori, produttori tipici locali. Il visitatore possa venire a contatto con la realtà del territorio locale. E secondo voi la realtà che avete conosciuto del Principe Guecello si presta per l'enoturismo? Sì, secondo me certamente di sì. La cantina di Principi di Porcia e Bruniera ha tanta potenzialità, di 8 secoli di storia di questa famiglia. Questa cantina ha 2 sedi, quella medievale e quella moderna. Sulla base già di queste 2 realtà si potrebbe realizzare un grande progetto. Principi di Porcia è una Energy Saving Company, come c'è scritto qua, è un'azienda molto green che investe tanto nello sviluppo ecosostenibile. È un discorso per il mio paese ancora abbastanza nuovo, diciamo, e quindi secondo me potrebbe essere veramente interessante venire qua e vedere da un lato un'azienda con una ricca storia di 8 secoli, una forte tradizione nella produzione dei vini, e da un altro lato possiamo vedere anche un'azienda molto moderna, molto innovativa, che ha degli impianti di biogas, fotovoltaici, eccetera, eccetera.
Quali sono invece le abitudini degli italiani che non ti piacciono? Vi basate molto al vostro passato senza reinventarlo con gli occhi di oggi. Allora SMO, questo museo piccolo, è veramente un'idea buona. SMO rappresenta secondo te una maniera per valorizzare il passato con gli occhi di oggi? Forse è un po' la superficialità che ho incontrato nei diversi rapporti. Facci un esempio. Per esempio non si parla di cose brutte generalmente all'inizio delle amicizie, poi pian piano forse si può, come si dice, andare in profondità. Andare in profondità, sì, togliere il gelo. Mangiare le unghie. Quell'abitudine, sì, quando ho fatto gli studi a Bologna, all'Università di Bologna, tutti i miei compagni della classe mangiavano le unghie. Quando parliamo di gente dal sud, direi che può essere mancanza di puntualità, non solo quando si fissa appuntamento, ma anche diciamo quando si mantiene i rapporti tipo business. Forse non mi piace tanto che non siete, diciamo, non tutti certamente, però puntuali, perché questo è un po' un casino. Se vuoi incontrare qualcuno si deve sempre aspettare o chiarire. Cosa suggeriresti per valorizzare il turismo in Friuli Venezia Giulia? Io pensavo che sarebbe una bella cosa fare i scambi scolastici, che noi abbiamo fatto tanto nel mio liceo, perché è una cosa che aiuta tanto già da bambini e forse anche i genitori avranno voglia di venire a visitare quel posto. Soprattutto la vita notturna per noi giovani, che purtroppo a Pordenone non c'è proprio. Promuovere l'artigianato, perché adesso non è facile trovare le cose artigianali. Il turismo deve forse promuovere queste cose. Secondo me la regione è promossa molto bene, però in Russia direi che non è famosa tanto. I miei cittadini vanno di solito a Rimini, a Roma, invece di visitare Friuli Venezia Giulia, ma secondo me la regione è bellissima perché ci sono le montagne, c'è il mare, il cibo prelibato. Quando sono andata a navigare un attimo su internet per vedere i siti su Friuli Venezia Giulia, Pordenone Wisław, eccetera, ho notato per esempio che non c'è la versione russa. Secondo me non sarebbe male se non fare un sito apposta, diciamo, per chi parla russo, per questa nicchia, almeno fare la traduzione dei siti nella lingua russa. Io suggerirei che bisogna mettere più informazione in inglese, perché ho scoperto facendo la ricerca su Friuli Venezia Giulia che mancano informazioni precise in inglese. Prima di tutto mi hanno colpito i Dolomiti, che è un posto meraviglioso, praticamente è un paradiso.
e suggerirei a tutti iniziare proprio il viaggio nel Friuli Venezia Giulia proprio dalla visita dei Dolomiti. Promuovere di più gastronomia, sì. Perché ti è piaciuta? Sì, mi piace tanto. Io valorizzerei di più la storia e anche l'enogastronomia. Secondo me sono i punti forti del Friuli Venezia Giulia. Sì, la vostra regione non è così famosa come le altre, ma anche questo potrebbe essere un valore. Ci sono i turisti che non cercano le code lunghissime per i musei, ma cercano la tranquillità, i bei paesaggi, le città curate, molto bene preparate, e voi l'avete. Possiamo fare un e poi facciamo un segno tutti così. Ah, tipo albero pazzo. Che bella cosa! Che stiamo facendo la cioccolata, sempre ci divertiamo perché siamo in tanti, adesso siamo in pochi, però siamo in tanti, cantiamo, balliamo.